Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Prima parte di questa puntata che dedichiamo alla salute. Sappiamo benissimo che la voce sanità, soprattutto in Veneto, di questi tempi fa molto discutere. Il presidente del Veneto sugli scudi di fronte ai tagli dei trasferimenti del comparto sanitario, dei fondi sanitari da parte del governo, insomma un settore in fermento, e nell'ambito di queste trasformazioni in corso nasce una rete per la salute che si chiama Rete Salute per il Veneto. Noi vogliamo cercare di capire di che cosa si tratta, e per farlo abbiamo presidente e vicepresidente di questa realtà. Iniziamo con Gianpietro Vecchiato, che è presidente della Rete Salute per il Veneto. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie a voi. Innanzitutto, che cos'è? È una rete, ma cosa significa che è una rete? Abbiamo anche un sito. Questo è il nostro simbolo e questo è il nostro sito. Significa che una serie di operatori privati del Veneto hanno deciso di mettersi in rete per cercare di contribuire allo sviluppo del settore. Contribuire allo sviluppo nel senso che sappiamo che la situazione sanitaria complessiva del nostro Paese attraversa un periodo di gravi difficoltà. In Veneto siamo messi meglio di altre regioni, sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo e anche da un punto di vista economico, però sappiamo che della polemica di tutta l'estate sui tagli che ci saranno. Di sicuro la situazione economica non ci permetterà più di garantire quel servizio, diciamo, che in questi anni è stato dato, legato sia alle prestazioni sanitarie ma soprattutto nell'ambito più generale del welfare. Allora, in questo caso gli operatori privati hanno deciso, in un'ottica, devo dire, io poi che non sono un operatore sanitario ma mi occupo di tutt'altro, però li ho seguiti, diciamo, in questo progetto come consulente, e poi alla fine mi hanno chiesto di fare il presidente, mi sono proprio reso conto che c'è una voglia di dare un proprio contributo, di collaborare con il pubblico per fare meglio sanità. Tra l'altro bisogna anche evidenziare che in Veneto, rispetto ad altre regioni d'Italia, il ruolo occupato dalla sanità privata è un ruolo minimale, no? Tanto è vero che questo è stato anche addotto come motivazione per dei tagli che hanno subito in notevole percentuale, che magari in termini di milioni di euro non sono un granché su 8 miliardi di bilancio della sanità veneta, ma parametrato al singolo operatore convenzionato diventa un 30% di taglio. Quindi la sanità privata ha necessità di riemergere e di proporre cosa? Anche una visione diversa gestionale della sanità? Da una parte anche questo, e quindi dal punto di vista gestionale per, ad esempio, il contributo che possiamo dare noi operatori in questo nella riduzione dei tempi, ad esempio dei tempi di attesa quelle che passano con il nome di code, è sicuramente un contributo determinante. In questi giorni Ferder Contribuenti proprio giravano nei social e in tutti i sistemi, dichiarava proprio le prove che sono state fatte, quindi con accorciamento a 2 giorni rispetto a 3 mesi o addirittura a ore rispetto a qualche giorno, e con prezzi molto competitivi. Parliamo non di prestazione in convenzione, ma di prestazioni private, in libera professione. In libera professione, quindi io cittadino mi rivolgo a una struttura e mi faccio fare Questa è una delle cose che dobbiamo dire con chiarezza. Il cittadino paziente, chiamiamolo così, o il cittadino cliente, il cittadino utente, come spesso noi lo chiamiamo, non sa che il ticket che paga è una cifra molto importante, e quindi in alcune situazioni, per non dire in quasi tutte, diventa conveniente usare le strutture private. Questo elemento l'abbiamo verificato un po' tutti con le analisi di laboratorio. Sì. È una formula applicabile anche per altre prestazioni? Attraverso per questa moltissime rete prestazioni. si abbattono? La rete serve, allora diciamo, il modello a rete è anche un sistema nuovo, quello sapete che penso per i nostri ascoltatori che è stato approvato dall'Unione Europea qualche anno fa, ed era quello di aiutare le piccole imprese europee a crescere e a superare il gap della dimensione. Si può dire che la vostra rete sia una specie di CUP privato?
Potremmo dirlo, è una specie di CUP privato e noi sicuramente nel tempo vogliamo arrivare a questo, anche con un centro unico di prenotazione e quindi con tutta una serie di servizi. Ovviamente la rete fa un grande controllo sulla qualità, già lo fanno, ovviamente sono tutte strutture accreditate, quindi sono soggette alle verifiche della regione, del sistema sanitario sì, nazionale, certo. quindi sicuramente è stata una scelta fondamentale anche questa, dire se non sei accreditato non puoi far parte. Perché vuol dire avere già, poi dopo ci sono le certificazioni di qualità che molti adottano in autonomia, ma questi vanno ad aggiungersi, diciamo così, per uno standard molto, molto forte che ci viene ad essere. È chiaro che noi adesso andremo a lavorare insieme per migliorare ancora di più la qualità, per migliorare i tempi di attesa e soprattutto per dare un servizio, diciamo così, quasi in tempo reale ai nostri cittadini. Come funziona? Facciamo un esempio pratico. Io ho bisogno di, non so, una TAC. Chiamo la mia USL, mi dicono, siccome non è urgente, certo. Ma quindi è un controllo, mi dicono che devo attendere un mese e mezzo, sia magari nella mia USL, che poi bisogna anche dirlo, insomma c'è un riferimento, ti rimandano ad altre USL, certo. eccetera, eccetera. Io invece voglio farmi questa TAC in una settimana. Cosa faccio? C'è un numero verde? Allora, adesso per ora non abbiamo ancora questo, però ci lavoriamo per il 2016. Siamo nati a luglio e vi devo dire, no, ma non per giustificare, ma per dire... No, vi siete presentati alla stampa. No, esatto, una settimana fa. E poi c'è anche un altro percorso, no? Il ritardo di cultura imprenditoriale che scontiamo nel nostro paese, lo vediamo anche nella sanità. Che cosa intende come ritardo di cultura imprenditoriale? Perché qui siamo a nord-est. Certo, ma allora i singoli imprenditori nella loro impresa, compresi quelli, quindi parlo del settore artigianale e industriale, ma compreso anche questo settore nella sanità, posso dirlo con orgoglio, sono dei grandi imprenditori. Però nel momento in cui devono mettersi e confrontarsi con altri, scatta le gelosie, scatta un po' di invidia. Anche la compromissione di una libera concorrenza che sarebbe legittima, perché è ovvio che devono standardizzare. Certo, vuol dire standardizzare, vuol dire avere anche un ulteriore piccolo controllo, ma sicuramente c'è, vuol dire concordare con altri una serie di azioni e una serie di comportamenti. Uno stile, ad esempio, uno stile di accoglienza e uno stile che è già su livelli molto alti, però noi vogliamo. Allora questo è anche per gli imprenditori che hanno aderito una prova, diciamo così, per crescere ancora di più e per... faccio un altro esempio, stavamo lavorando proprio in questi giorni ad alcune iniziative che faremo nell'anno prossimo legato ad alcune emergenze che abbiamo nel nostro paese, la scoliosi, penso alla scoliosi per i bambini, i nostri studenti nelle scuole e penso alla prevenzione alla parte diciamo così dietetica nutrizionista oppure ad esempio alla parte dei tumori al seno per le donne. Abbiamo deciso di fare delle operazioni legate a questo per far conoscere, per renderci disponibili, renderci utili a collettività. Un po' per sostituirvi a quei servizi di screening pubblici che... No, sostituirli, però integrare. Nel senso la nostra idea non è quella, e dico nostra anche se io non sono, però ormai... No, vabbè, di Rete Salute. Rete Salute è quella di diventare diciamo, l'alter ego della parte pubblica e lavorare insieme per... Io ho visto in altri settori che quando il pubblico ha voluto fare da solo, alla fine non ce l'ha mai fatta. Il privato da solo non può arrivare perché non ha la sensibilità per alcuni casi, non ha le competenze per avere dei compiti, diciamo così, sociali, ma se ci mettiamo insieme siamo infermabili come paese. Cioè è questa la visione che ha ispirato diciamo così, i nostri gruppi, gli 8 gruppi che hanno aderito. La risposta del pubblico, avete sicuramente interloquito con le istituzioni, qual è stata? A oggi non c'è risposta. A oggi non c'è risposta. Devo dire che francamente noi siamo partiti da poco e quindi cominceremo a muoverci presto, però sicuramente, allora di sicuro abbiamo saputo soprattutto da alcune ASL che c'è interesse, però il privato nel settore sanitario viene ancora vissuto come un grande concorrente ed è secondo noi un errore strategico, perché possiamo veramente diventare cioè se tu hai una visione complessiva e
ti appoggi, diciamo così, a seconda delle necessità, può diventare più semplice, più facile, può diventare più celere la risoluzione dei problemi. Sicuramente è un'idea che è stata pensata dalle singole realtà per comunque incrementare e dare le risposte sì al territorio, ma anche incrementare l'esistere, no? Cioè una soluzione dubbio, certo. di sopravvivenza, parliamo di certo. imprese private. Però in qualche modo quanto c'è in nuce nel vostro progetto l'ipotesi di offrire una rete di servizi territoriali che poi è quella che serve al sistema pubblico nella visione del nuovo piano sociosanitario, e probabilmente, come diceva lei, il pubblico non ha così facilità nel realizzare dei presidi nel territorio con la stessa celerità di una realtà privata. Potete essere un'integrazione in questo senso? Lo state pensando? Noi lo stiamo pensando e stiamo pensando anche a tutta una serie di servizi nuovi che di solito gli ambulatori e la fisiochinesiterapia, cioè diciamo così il sistema che è entrato nella rete Salute per il Veneto, tradizionalmente offre. Penso ai prelievi in famiglia, ad esempio, cioè vorremmo diventare un punto di riferimento proprio per il sistema famiglia che ha dei problemi da affrontare, dal bambino che va a scuola per la scoliosi all'anziano che ha bisogno di assistenza continua. Quindi noi vorremmo essere un ausilio, diciamo così, che affianca la regione, che affianca lo Stato nel dare servizi, in un'ottica di welfare proprio, perché è quello che tra un po' verrà toccato in termini molto pesanti. Si potrebbe anche dire si va verso una sanità privata, ci si sta organizzando per sostenere una sanità privata e quindi beneficeranno soltanto quelli che avranno il denaro, oppure proprio questa rete sta pensando anche di offrire dei servizi a prezzi sostenibili, quasi pari al ticket, un po' più del ticket, proprio per venire incontro a tutti? L'obiettivo è anche questo, e quindi tenere a mente anche un obiettivo di tipo sociale. Però basta fare un piccolo ragionamento per capire il valore che può avere una rete di questo tipo. Provate a pensare, il costo a carico comunque del cittadino oggi, in termini di ticket, è comunque alto. Basterebbe, ma lo dico non in polemica con la Regione, accendere una polizza assicurativa personale e hai tutta una serie di servizi, non con noi evidentemente, però in realtà noi siamo diventati appetibili anche per Però voi state proponendo un modello americano? Noi stiamo proponendo un modello, no, però c'è qualcuno che ci sta pensando. Noi non andiamo a fare la parte assicurativa, però diventiamo appetibili e interessanti per le assicurazioni. Però lei mi sta dicendo che comunque tra un po' dovremo pagarci l'assistenza sanitaria. Allora io non sono un operatore sanitario, però mi viene da dire che presto, come stanno facendo le associazioni di categoria, come stanno facendo le grandi associazioni imprenditoriali, come stanno facendo i sindacati, che creano dei pacchetti, dei servizi, a volte addirittura messi anche nella parte contrattuale, quindi messi proprio anche nella parte di contrattazione aziendale, nella quale l'azienda ti dà una serie di servizi. Il premio produzione non è più il premio produzione soldo, viene ma trasformato sono dei servizi. In una polizza o addirittura in un... Basta pensare a quello che ha fatto Luxottica, ma vi devo dire c'è anche nel Padovano una bella struttura che sta lavorando su questo, WelfareNet si chiama, che sta dando proprio dei servizi, addirittura mettendo insieme le piccole aziende. Luxottica che aiuta chi ha figli che devono studiare all'estero, ti dà un controllo, ti dà il buono spesa, anzi buono scuola e il buono spesa, ma ti dà anche la possibilità di scegliere con un servizio legato alla sanità. Quindi la lista dei 203 esami non del tutto indispensabili è un modo per farci riflettere ed organizzarci, come qualche anno fa si è parlato di previdenza integrativa, oggi si sta andando verso un'assistenza sanitaria integrativa? Si sta andando verso vi devo dire che alcune grandi strutture italiane sono già presenti in questo, la struttura sanitaria integrativa è diventata veramente un punto di riferimento per alcuni. Però io oggi. Torno sempre a quelli che non arrivano a fine mese, come fanno a pagarsi anche un'assicurazione sanitaria? Ma più che loro bisogna farlo insieme. Quindi può esserci una rete? Può esserci una rete che aiuta, ma ad esempio noi siamo già stati contattati da diversi, parlo di 7-8 strutture
che già fanno questo servizio, ovviamente per chi lavora, questo è giusto dirlo. No, io sto pensando alle fasce deboli. Ma le fasce deboli deve pensarci lo Stato, secondo me non c'è dubbio. Quindi ci potrebbe essere un alleggerimento del costo sicuramente sanitario pubblico e una perequazione. Che si potrebbe essere una perequazione. Che una perequazione si potrebbe applicare anche ai ticket. Parlo sarebbe un ragionamento molto interessante questo, sarebbe un servizio sanitario pubblico, perché effettivamente la popolazione invecchia, le malattie aumentano e garantire l'esenzione per patologia e per anzianità, magari per chi ha un reddito sostenibile, bisognerebbe un po' rivedere una percentuale. Ma noi siamo disponibili a sederci a un tavolo per andare a fare questa trattativa. Non solo, quando abbiamo visto la lista dei 202 o 203, se non ricordo bene, esami, è vero che alcune cose si potrebbero ridurre e vanno omogeneizzate. Noi, l'analisi che hanno fatto i medici, i titolari degli studi, diciamo, dei laboratori che fanno parte della rete, hanno detto, ma arriviamo a percentuali in alcuni casi, voglio dire, il 10% di esami in più, non è che siamo su livelli che la gente va dal medico, no, e va a farsi la risonanza magnetica. Anche perché a fronte di tanti ipocondriaci ci sono tanti che il medico non lo vogliono vedere neanche però in realtà cartolina. Probabilmente a razionalizzare è un percorso corretto. Lì si è enfatizzata anche troppo, secondo il mio modesto parere, però è giusto, ma l'importante sarebbe che anche la Regione Veneto cominciasse a vedere nei rettisti che fanno parte della rete Salute per il Veneto, ma anche di altre strutture che potrebbero nascere. Noi siamo, diciamo, i primi in Veneto. Esiste una rete simile in altre regioni? Esiste una nel Lazio e una in Toscana, nate per motivi completamente diversi, però di fatto ci sono attive. Noi, diciamo che sono nate una per centralizzare i servizi di prenotazione, quindi per lavorare molto su quello che dicevamo prima, l'altra invece è nata come centrale di acquisto. In questo caso invece l'idea... Un'azienda zero ante littere. Un'azienda zero. L'idea qui è nata invece per dare, è chiaro, per crescere, per fare meglio il servizio, per dialogare con forza con l'ente pubblico e per garantire un'assistenza sostenibile economicamente. Certo, ma perché proprio le strutture che stanno lavorando, e ce ne sono due ormai già molto grosse e consolidate, una veneta e una con sede in Emilia Romagna a Bologna, che stanno creando veramente, hanno già, non dico milioni, ma qualche milione di assicurazioni che versano e quindi che usufruiscono di servizi. Quindi è anche quello il mondo al quale noi guardiamo, perché possiamo con loro dialogare per dare al cittadino cliente, al cittadino paziente, la legge dei grandi numeri. Ringrazio Gianpietro Vecchiato, do la linea alla pubblicità, torniamo subito dopo lo stacco perché continuiamo a parlare di questa rete e lo facciamo con un operatore proprio della sanità privata. Tra pochissimo, grazie.